Buonasera, bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo questa sera il nostro giornale con il furto avvenuto al supermercato Tigros di Buggiate. Due donne hanno rubato merce per oltre 700 euro e una volta scoperte hanno sputato addosso al personale del supermercato. Sono state arrestate dai carabinieri. Ci racconta tutto Massimiliano Martini con le immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Le hanno fermate mentre cercavano di uscire dal Tigros con 725 euro di cosmetici non pagati e una delle due donne ha sputato addosso al direttore del supermercato. Entrambe sono state arrestate dai carabinieri liazzate per tentato furto aggravato. È successo lunedì 20 gennaio nel supermarket di Buggiate. È stato l'addetto alla vigilanza a notare la coppia di giovani, entrambe romene, una di 22 anni, l'altra di 25, incinta, che si allontanava dopo aver riempito le borse di profumi dai quali avevano staccato le placche antitaccheggio senza passare dalle casse. Sono state bloccate e allertati i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno fatto scattare le manette ai polsi delle due straniere residenti a Milano. Dopo una notte in camera di sicurezza, nella mattinata di oggi sono comparsi in tribunale a Varese per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima. Entrambe incensurate, difese dall'avvocato Caterina Monestie, sono state poi scarcerate con la misura cautelare e l'obbligo di firma in caserma ogni giorno della settimana. Un uomo è stato bloccato questa mattina all'ingresso del tribunale di Busto Arsizio. Stava cercando di raggiungere l'ufficio del giudice dell'udienza preliminare con coltellini e taglierini nello zaino. Quando gli addetti gli hanno chiesto se avesse con sé qualcosa di pericoloso o di metallico, ha sempre risposto di no, ma a ogni suo passaggio il metal detector indicava il contrario. A questo punto le guardie giurate della vigilanza città di Varese gli hanno chiesto di vuotare le tasche e lo zaino e hanno trovato un piccolo arsenale. Sono stati momenti piuttosto concitati quelli vissuti questa mattina nel tribunale di Busto Arsizio, dove un uomo ha cercato di superare i controlli di sicurezza con addosso 2 coltellini multiuso, un coltello da cucina, taglierino, una chiave inglese e altri oggetti che avrebbero potuto trasformarsi in armi. In base a quanto emerso, l'uomo era diretto nell'ufficio del GUP e quando gli addetti lo hanno fermato ha dato un'escandescenze. Sono quindi intervenuti i carabinieri che lo hanno identificato per valutare i provvedimenti del caso. Alcuni dei parchi pubblici più belli e frequentati a Varese hanno recinzioni danneggiate e strutture perimetrali fatiscenti, il che mette a rischio il prezioso patrimonio arboreo e architettonico custodito in queste aree, visto che l'accesso diventa praticamente libero per chiunque, vandali compresi. Barbara Zanetti è andata a Villa Töplitz a Sant'Ambrogio per vedere la situazione. Ci troviamo a Sant'Ambrogio, a Villa Töplitz. Come vedete sullo sfondo la villa. Da tempo la situazione è questa. C'è la possibilità quindi di entrare nel parco della villa passando da via del Casluncio, la strada accanto. Un accesso perfetto per qualunque malintenzionato. Ci si chiede perché poi venga chiuso il cancello che ha 20 metri di distanza, se poi in realtà c'è la possibilità di passare e di entrare in questo modo all'interno di uno dei parchi più belli di Varese. La sala d'aspetto della stazione di Legnano ogni notte si trasforma in un albergo per disperati. Da quando è arrivato il freddo sono almeno 2 le persone che ogni sera, chiusa la biglietteria, preparano i loro letti tra i viaggiatori in attesa degli ultimi treni di giornata. Luigi Crespi è andato a vedere. Da quando le giornate si sono fatte più fredde, 2 uomini hanno iniziato a passare le notti dentro la sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Legnano. Arrivano con il buio quando la biglietteria e l'educola chiudono, per qualche ora restano seduti insieme agli ultimi pendolari della giornata, poi verso le 10 aprono degli zaini e tirano fuori asciugamani e cartoni con i quali si preparano giacidi, che di solito posizionano nell'angolo che chi entra si trova sulla sinistra, quello più riparato dagli sguardi di chi passa sul marciapiede di Piazzale Butti. Le porte che si aprono sulla banchina ferroviaria sono rotte e inutilizzabili da tempo. Dopo le 20 i bagni sono chiusi. Chi deve fare i suoi bisogni si avventura sul retro, vicino allo scalo merci, dove l'odore è un indizio più che evidente. Ma è anche capitato che chi dorme in stazione facesse i propri bisogni lì in sala d'aspetto, con grande disappunto dei primi pendolari della giornata successiva.
Ed è tempo di bilanci per la Polizia Locale di Gallarate. Nel 2024 sono state più di 26.000 le sanzioni elevate, con incrementi delle violazioni per mancate coperture assicurative, omesse revisioni e uso del cellulare alla guida. Ascoltiamo le considerazioni dell'assessore alla sicurezza Germano Dalligna, intervistato da Annalisa Colombo con le immagini di Agenzia Blitz. Presenta un percorso iniziato già nel 2022 di ristrutturazione da parte della Polizia Locale stessa, iniziata da Giannini, quindi più che soddisfacenti anche quest'anno, orgoglioso di essere l'assessore alla partita e sicuramente devo ringraziare tutti gli agenti, donne e uomini della Polizia Locale per quello che fanno ogni giorno, con passione e diciamo così anche con, non dico con pericolo, però diciamo così sempre pronti a intervenire in qualsiasi situazione e questo ci rende orgogliosi in modo tale da avere una città più sicura e come presidio di prossimità nei confronti dei cittadini sempre più vicini a loro. E prosegue il dibattito sul futuro della provincia di Varese lanciato nei giorni scorsi proprio sul nostro giornale dal presidente Marco Magrini. Oggi si è aggiunto il contributo di Valerio De Molli, CEO di The European House Ambrosetti. Ce ne parla il nostro direttore Silvestro Pascarella. Sul giornale di oggi un intervento molto interessante e molto autorevole è quello di Valerio De Molli, amministratore delegato di Tea Group, che organizza ogni anno il forum di Cernobbio. Valerio De Molli raccoglie quello che è l'appello lanciato nei giorni scorsi dal presidente della provincia Marco Magrini per descrivere, per cercare di pensare al futuro della nostra provincia, non tra un mese, non tra 3 mesi, non tra 5 mesi, ma tra 5-10 anni. Dunque, qual è il parere da parte dell'amministratore delegato di Tea? È molto semplice, bisogna creare una cabina di confronto affinché vengano messe in circolo le idee e queste idee poi devono produrre sintesi, ovvero devono arrivare a un dunque, perché senza investimenti non c'è lavoro e senza lavoro non c'è sviluppo. Questo teorema vale anche per la provincia di Varese ed è proprio questa la strada da seguire e noi siamo qui ad accogliere ed attendere anche i vostri pareri. E siamo allo sport e hockey sul ghiaccio, presentata questa mattina a Varese la Final Four di Italian Hockey League che verrà ospitata l'8 e il 9 febbraio alla 5 Ice Arena. Il servizio è di Matteo Froccari. Alla Camera di Commercio di Varese è stato tolto il velo sulle Final Four di Coppa Italia di hockey su ghiaccio, edizione 2024-2025, evento che per il terzo anno consecutivo sarà ospitato alla 5 Ice Arena i prossimi sabato 8 e domenica 9 febbraio. Si comincia sabato 8 con la prima semifinale a Osta-Feltre alle 15, mentre alle 19 ci sarà l'attesissimo momento dei mastini che sfideranno il Caldaro. Le due vincenti poi si ritroveranno domenica 9 febbraio dalle 19:30 per contendersi la Coppa Italia che 2 anni fa era stata vinta dai gialloneri proprio sul Caldaro nella loro finale. E sono stati svelati anche i prezzi dei biglietti e soprattutto i tempi e i modi nei quali si potranno acquistare. Saranno disponibili sul circuito Live Ticket a partire da giovedì 23 e fino a domenica 26 gennaio, spazio per la vendita degli abbonamenti che permetteranno l'accesso a tutte e 3 le partite, mentre da lunedì 27 febbraio sul circuito Live Ticket saranno disponibili i biglietti delle singole partite. Calcio Serie C, continua la crisi della Propatria dopo le sconfitte con le big Feralpi, Salò e Vicenza. All'orizzonte la sfida esterna con Novara, un passaggio cruciale in cui sarà vietato sbagliare. Il servizio di Luca Spriano con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. I numeri lo dicono chiaramente, la Propatria è in una profonda crisi di risultati, la categoria è a rischio.
4 sconfitte consecutive, striscia aperta di 14 gare senza vittoria, terzultimo posto in classifica, salvezza diretta oggi distante 7 punti. Per salvare la Serie C serve una sterzata immediata. Che le ultime 2 partite disputate fossero le meno indicate per svoltare lo indicava la forza degli avversari, Feralpi e Vicenza rispettivamente terza e seconda in classifica, e puntuali sono arrivate 2 sconfitte che non hanno cambiato di molto la posizione dell'allenatore Riccardo Colombo. Via Cabianca vorrebbe uscire dal tunnel con lui in panchina, ma in tutti, tecnico compreso, c'è la consapevolezza che ora i margini di errore sono ridotti al minimo. Colombo non si nasconde, quello di Novara sarà un passaggio cruciale. Do ora qualche anticipazione sui temi che potrete trovare domani sulla Prealpina, in edicola e anche sui dispositivi digitali. Linea a Massimo Rovati. Grazie Fabio. Caro sindaco, quanto mi costi? Potrebbe essere questo il titolo del servizio che troverete sulla Prealpina di domani riguardante i compensi degli amministratori pubblici della provincia di Varese. A fare il punto è Nicola Antonello. Le assicurazioni per le auto continuano a crescere e l'allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori e Luca Testoni traccia il bilancio della stangata. Bimba di 9 anni muore a Bizzosero, il dolore dei genitori, nel servizio di Adriana Morlacchi. Lo sapevate che Clara Socini è tornata a scuola? Sulla Prealpina di domani il racconto di tutti i particolari di questa esperienza vissuta dalla cantante di Travedona Nonate prima della full immersion del Festival di Sanremo. Infine, un profilo molto particolare del ministro Giancarlo Giorgetti, scritto e raccontato da Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio. Questo e molto altro sulla Prealpina di domani in edicola e sui dispositivi digitali. Grazie Massimo, e per questa sera è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani e a voi tutti l'augurio di una buona serata.